Fiabe, storie e leggende. Al castello di Mussomeli il teatro è stato protagonista dei centri estivi organizzati dal Comitato Provinciale di Agrigento dell'AICS. Le interviste di Gaetano Ravanà. Sindaco, gran finale dei centri estivi AICS, è stato scelto uno dei castelli più belli non soltanto della Sicilia ma dell'Italia in generale. Sì, è vero, giusto 2 giorni fa, 2 sere fa, proprio in prima serata a Linea Verde Radici abbiamo avuto l'onore, il piacere di vedere nella puntata rappresentato questa meravigliosa struttura. È un complesso culturale davvero di straordinaria bellezza, un castello del 1300 costruito su un'antica fortezza araba. Siamo felici che l'AICS abbia scelto questa location per questa manifestazione, diciamo, finale con i bambini. Per noi è ovviamente un onore, è una delle nostre eccellenze. Ecco, siccome crediamo molto che sia necessario ancorare la storia al futuro, allora quale migliore occasione per realizzare un'iniziativa con le nuove generazioni in un posto magico e suggestivo come il Castello Manfredonico. Sindaco, che rimanga tra di noi, ma c'è veramente questo fantasma qui? Io personalmente non l'ho visto, ma ho incontrato diversi visitatori e turisti che mi raccontano e mi giurano di aver sentito la sua presenza. In alcune serate, in alcune notti si avverte anche qualcosa di magico che ruota attorno al castello. Mi piace pensare che sia presente e che sia il custode di questa meravigliosa opera d'arte. Siamo contenti di far parte di questa iniziativa di quest'anno dei centri estivi che si è svolta nel comune di Villalba. Anche le mamme sono rimaste contente di tutto l'operato che hanno fatto i nostri animatori e siamo contenti di aver collaborato con l'AICS. Oggi portiamo qui nel castello di Mussomeli, rappresentiamo il comune di Villalba con una fiaba, Il Noce delle Streghe, e siamo veramente contenti e soddisfatti dai bambini di tutto quello che hanno realizzato, per tutto quello che hanno fatto. Come estate, diciamo che è trascorso più o meno serenamente. Noi come centro siamo comitati come un comune Covid free, in quanto abbiamo fatto già le vaccinazioni, molte persone, moltissime sono state già vaccinate e quindi ci auguriamo di continuare a fare una bella estate. Per quanto riguarda i centri estivi, cosa si prova come amministratore nel vedere tanti bambini felici? Sicuramente è una gioia, perché i bambini hanno bisogno della comunità, della comunione, di stare insieme con altri bambini, divertirsi e trascorrere serenamente il tempo insieme, e questa è una bellissima esperienza. Questa di Mussomeli è la festa l'AICS provinciale, che quest'anno è stata protagonista in diversi comuni dell'Agrigentino e del Nisseno per i centri estivi. Sicuramente è una manifestazione dove coniughiamo la tradizione al territorio, ma soprattutto a questo castello edificato da Manfredi III della famiglia Chiaramonte, che è una famiglia importante della storia della Sicilia, ed è bellissimo. I primi del Novecento è stato ristrutturato, ma oggi è sicuramente tenuto benissimo da questa amministrazione comunale, che ci tiene e ci permette di visitare questa meraviglia. L'AICS è in prima linea, abbiamo detto, un ente nazionale che è in prima linea e cerca sempre di sfruttare tutte le occasioni buone per parlare dei nostri gioielli. I nostri gioielli sono in primis i bambini e in secundis il nostro territorio, che è un museo a cielo aperto.